Grazie ai colleghi di Udine, ben ritrovati cari telespettatori dalla redazione del Veneto. Oggi un'edizione con molti ospiti per cui andremo necessariamente molto veloci. Allora andiamo subito a presentare i primi due. Alla mia sinistra c'è Francesca Zottis, segretario del PD del San Donatese. Alla mia destra invece Daniele Stivala, assessore regionale ed esponente della Lega Nord. Andiamo da Francesca Zottis del Partito Democratico. Allora al di là dell'artigiano che abbiamo sentito prima, che insomma peraltro è candidato appunto di un movimento indipendentista, però io ricordo che parole molto simili sono state pronunciate ad esempio dal sindaco Silvano Piazza, che è espressione del centro-sinistra, sindaco di Silea, che insomma anche egli parla di e lancia anche con forza l'ipotesi di sciopero fiscale. Quindi questo significa che insomma una certa esasperazione sta facendo breccia anche nel centro-sinistra? Mi pare che il centro-sinistra sia da anni che chiede lo sblocco del patto di stabilità, anche quando era all'opposizione, quindi mi sorprendo, insomma potevamo fare probabilmente un accordo trasversale con la Lega e probabilmente avremmo portato a casa lo sblocco del patto di stabilità. Sta di fatto che noi lo chiediamo comunque da molto tempo, era uno dei punti del nostro programma, come era uno dei punti del nostro programma la sburocratizzazione per le piccole imprese, come era uno dei punti del nostro programma non parlare male dell'Europa ma creare delle regole condivise per quanto riguarda per esempio anche la politica finanziaria, in modo poi da poter riuscire a colpire l'evasione fiscale e a non pesare su quelle che sono delle realtà produttive che sono basilari per la nostra economia e per riuscire poi a pagare i dipendenti. Mi auguro che la Regione Veneto nei prossimi anni, mi sono piaciute le parole dell'assessore Stival, ma mi auguro che scelga priorità diverse, perché siamo una delle regioni peggiori, sia per quanto riguarda la politica dei trasporti e il taglio per quanto riguarda il trasporto pubblico, sia per quanto riguarda la questione sociosanitaria. Speriamo di riuscire a trovare un accordo insieme che vada in direzione diversa. Insomma, faremo le larghe intese, PD, Lega? Il PD è il governo da un anno abbondante sul governo Monti, adesso è ancora il governo, stiamo aspettando, guarda che un anno e mezzo ormai che governa. Il governo era un governo, se vogliamo parlare correttamente, il governo era un governo tecnico. Senza i voti del PD non andava da nessuna parte. In Parlamento c'eravamo anche noi e in Parlamento noi continuavamo a essere minoranza in termini di voti, quindi quando si vota si alzano le mani e le proposte del Partito Democratico anche per quanto riguarda il patto di stabilità nell'ultimo anno non sono mai state accettate. Quindi prima di parlare bisogna anche conoscere le cose. Mi dispiace. Infatti il governo stava su con i voti solo il PDL. Mi dispiace che non mi risulta. Il PDL a un certo punto ha staccato la spina a lui esatto. in modo assolutamente irresponsabile quando si doveva arrivare a fare queste riforme. Solo e soltanto perché si pensava che in quel momento Berlusconi avesse un maggior consenso. A 3 mesi dal voto. Io vi invito a un secondo round la prossima settimana, quando magari avremo il governo Letta, a quel punto potremo fare un'altra discussione su questo.